Buonasera a tutte e a tutti, intanto. L'altra volta ho detto è una chiamata alle armi. E i guerrieri, quando c'è da guerreggiare, non si tirano indietro. Sono dei signori guerrieri, impavidi, tracciano allenati a tracciare sentieri non battuti nel loro campo, nella storia. Ma non c'è un solo ristorante, non c'è un solo B&B, non c'è una sola attività che può prescindere dalla conoscenza del luogo nel quale lavora, che parte banalmente dalla scelta del logo, del nome, no? Che simbolo uso, come mi chiamo? Pensate, fate una lista, pensate alle 5 aziende anche piccole della nostra comunità di Meana e pensate come si chiamano, no? Quale nome hanno registrato in Camera di Commercio. Quasi tutte sono legate, abbiamo delle cantine, no? I nomi dei vini sono legati al loro territorio, alla nostra storia. Bene, non possiamo promuoverci o ambire addirittura a diventare un paese museo se non ci conosciamo. Che vendi? Che disegni nei tuoi tessuti se non sai cosa vuol dire quel galletto, quella storia, quell'icona, quell'immagine? Quell'immagine ha una sua storia. E quindi in realtà noi non stiamo facendo storia, facciamo politica. Dopo le regionali siamo liberi dalla par condicio e facciamo politica territoriale che parte dalla conoscenza. Non siamo candidati, nessuno dei tre, prof le intenzioni, no. Dopo che aveva fatto il consigliere a Cossiga ha raggiunto già il massimo. Bene, nessuno di noi ha ambizioni elettorali, le deleghiamo. Ma siamo qui per aiutare laddove nel nostro piccolo possiamo. Ringrazio professor Francesco Cesare Casula e professor Giovanni Serrelli per aver accolto questa chiamata alle armi, essere venuti a Meana a parlare. Cominciamo dall'inizio, capiamoci subito, del Regno di Sardegna. Prof. No, non dare temi, vediamo un po'. Ah, va libero. Cominciamo a fare il monello. Dai, allora. Buonasera a tutti. Tanto per cominciare devo ringraziare Simona che mi è tanto cara, ma tanto davvero che ci conosciamo da tanto tempo, che ho accettato in via del tutto eccezionale di venire qui, non a Meana, ma proprio di fare una lezione in qualsiasi parte. Perché? Se ho pesce, sono vecchio, ho passato i 90 anni, non ho più voglia, non ho più forza di farlo. Quindi oggi è un'eccezione per Simona e soprattutto per Meana, dove venivo da ragazzo perché ero amico intimo di Antonio Corriga e tutte le estate andavo ad Azzara e poi si veniva a Meana, poi si andava a Sorcono, si andava a Riera Scisi a fare i bagni quando ero giovane. No, non c'è più, almeno io non ne ho bisogno. Quindi è un'eccezione che ho fatto. Se non ho capito bene, tanto la padrona di casa è lei, non voglio fare una lezione. Io sarei disposto a rispondere alle vostre richieste, alle domande che mi fate, su qualsiasi argomento, guardate bene. Non pensate di dovermi parlare di cose, anche roba anche di politica, perché si può fare storia politica. Quindi desidererei soprattutto che siate voi a chiedere a me che cosa vorreste che io dicessi, o io o Giovanni. Quando non ce la faccio io passo a Giovanni, che è il mio più vicino allievo e più caro allievo, quindi disposti a rispondere. Faccio una premessa: a 90 anni vedo poco perché c'è un po' di cataratta, il medico lo capisce,
e soprattutto sono mezzo sordo, questo orecchio non funziona, questo sì. Quindi prima che dare la parola a chi mi chiede che cosa vuol sapere, anche Simona, faccio una premessa storica. Attenzione, è un po' difficile, però è importante. Poi vi dico perché è importante. La premessa storica è che sotto di noi siamo tutti vivi, no? Se Dio vuole, non siamo ancora sotterrati. Sotto di noi, ogni secondo che passa, non solo vostro, ma in tutto il mondo, passa il tempo, o no? Cioè, già un minuto fa è già passato, 10 minuti fa è già passato, un quarto d'ora, un'ora, un anno, 2 anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni. Cioè, sotto di noi c'è il mare del tempo. Attenzione che è molto importante. Allora, è il mare del tempo. Fatelo su. Il mare. Ecco qua. Questo è il mare sotto, no? Noi siamo vivi sopra. Al tempo. Tanti. Ma non solamente voi, ma tutto il mondo. Tutti vivi. Sotto c'è il mare, che passa ogni secondo, attenzione. Cosa c'è nel mare? Nel mare c'è tutto quello che ha fatto l'uomo. Io sto parlando dell'uomo, certo non delle stelle, non degli animali, dell'uomo. Tutto. Quindi sotto il mare del tempo ci sono miliardi di uomini, miliardi. Un po' come il pesce, no? Che ci sono nei mari. Sono miliardi e miliardi. Ma non qui, in tutto il mondo, cioè in Australia, negli Stati Uniti, c'è tutto qua. Voi immaginatevi cosa c'è? Ci sono gente come noi che non parla in nulla, o pensa poco. Possono esserci, per esempio, dei re, imperatori, i papi, uomini importanti e no, uomini e donne, c'è di tutto. Poi immaginate come se fossero dei tanti ma miliardi e miliardi e miliardi, fino ad arrivare ad Adamo ed Eva. Siamo d'accordo? Su questo non c'è dubbi. Se ci sono dubbi, alzate la mano. Quindi sotto di noi, ogni momento che passa, il mare si aumenta e c'è tutto di più. Adesso attenzione, questi qua sono quelli che noi chiamiamo la storia, in realtà sono i fatti storici, cioè quello che è avvenuto, i fatti storici, la storia. Adesso che è bello, i vivi, quel che fanno, se uno vuole capire cosa c'è sotto nel tempo, prende quello che vuole e lo tira su. Cioè, perché? Attenzione, sceglie per esempio di parlare di Giulio Cesare, affonda l'interesse, prende Giulio Cesare e lo tira su. Cosa vuol dire lo tira su? Può fare un libro su Giulio Cesare, oppure una trasmissione alla televisione su Giulio Cesare, oppure un articolo di giornale su Giulio Cesare, oppure anche raccontare a scuola. Un professore che racconta di Giulio Cesare prende Giulio Cesare. Quindi attenzione, il problema è chi è quello che tira su, cosa tira su e perché. Voi direte cosa c'entra? C'entra. Perché? Perché voi capite che quello che tira su, che sarebbe lo storico, che potrebbe essere uno storico professionista come sono io, oppure un dilettante, oppure chi che sia, tira su. Chi tira su? Chi lo tira su è influenzato dal tipo che è.
Se è di sinistra, tira sulle cose di sinistra. Se è di destra, tira fuori le cose di destra. Se è un cattolico, tira fuori le cose cattoliche. Se è un musulmano, tira fuori le cose cattoliche. Quindi, quello che viene su, che prende, non è la storia, ma è la storia di quel signore che tira su. Se è chiaro? Se no, ditemi se non sono chiaro. Quindi, ognuno, quelli che sembrano gli storici, non sono veri, cioè non è la verità, è la verità del Signore che racconta quello che lui vuole. Quindi non esiste la storia, esiste il Signore che tira fuori la storia, che si divide in due parti. Se racconta solo è uno storiografo, se la interpreta è uno storico, che è diverso. Un conto è raccontarla, punto e basta, un conto è spiegarla, che è un po' più difficile. Se guardate la televisione, per esempio sentite Alessandro Barbero, l'avete mai sentito? Barbero, oppure Augias, oppure Mieli, sono bravissimi, loro raccontano la storia, punto e basta. Cioè hanno letto 10 libri, 20 libri, 100 libri, scelgono quello che vogliono, lo tirano su e lo raccontano. Invece è molto difficile lo storico, che non è uno storiografo, è uno storico. Cosa vuol dire? Lo storico interpreta la storia, e vi giuro che in Sardegna, in Italia, non ce ne sono molti. Non ce ne sono molti, anzi direi che ce n'è pochi. Per dirla in breve, credo di essere l'unico. Adesso vi spiego perché. Perché se la spiegate, le cose non sono esattamente come vengono raccontate. Perché è vero che c'è chi la tira fuori, se è di sinistra, se è religioso, se non è religioso, se è maschio, se è femmina. Che cosa ha tirato fuori? Perché lo tira fuori? Questo è il problema. Perché? Cioè ogni volta che uno parla di storia c'ha uno scopo, ne fa una leva per qualche cosa di importante. Si può usare anche per la politica. La politica usa molto la storia. Naturalmente ognuno la tira dalla parte sua. Quindi, allora, tornando a bomba, io sono un'eccezione, tanta eccezione che sono solo, perché contro di me ci sono 60 milioni di italiani, perché usando il mio metodo, che è di storico, non di storiografo, salta tutta la storia che avrete imparato a scuola, oppure che avete sentito alla televisione, oppure leggete nei giornali. È vero? Ve lo dimostro, Non è che dico a bam. Quindi, mentre tutti sono storiografi, raccontano la storia, io la interpreto. E voi dite, ma perché? Perché Casula è un'eccezione e rischia anche la sua reputazione? Perché io combatto, non è che combatto, me ne frega. Cioè io dico le mie cose, poi le scrivo, rimangono anche dopo morto. State tranquillo che quello che dico io rimane dopo morto. Su questo sono sicuro. Cosa tira su? Attenzione, fino adesso tutti i miei colleghi, pensate che i professori universitari come me, con la mia categoria, io sono al massimo della scala, proprio sono in cima. Quindi sono solo 1500. Io ho 1500 colleghi che se mi sentono mi sparano. Perché? Adesso ve lo dico. Mentre tutti i miei colleghi, oppure chi non è collega, tira su a caso quello che piace a lui, io tiro su una cosa che nessuno ha mai pensato. E dico, scusate, tutti quel
qualsiasi personaggio, anche noi oggi, chi ci ha prodotto, chi la produce? Produce vuol dire chi lo fa. Cioè voi non ci avete pensato. A voi chi vi ha fatto? Sì, mamma e papà, ma come individui. Non è così semplice. Cominciando, siete nati in un posto preciso, per esempio in Italia e non in Francia, non in Svizzera, non in America, non in Cina. Quindi siete un prodotto, chiamiamo italiano, siamo d'accordo? Sembra una scemenza, vero? Appena nati avete cominciato a parlare, che lingua? Deus usato, italiano diciamo, se no tentiamo di una cosa un po' complicata. Siete andati a scuola e avete fatto le scuole italiane, non quelle francesi o quelle tedesche o quelle russe o quelle americane, o no? Sono chiaro? Dopo vi siete sposati secondo i riti dello Stato di cui siete, o no? Cioè siamo un prodotto, è come un'automobile che esce da una fabbrica, prodotto di uno Stato. Allora, tutta questa gente, ognuno è nato prodotto da uno Stato. Mettiamo che lo Stato sia una pentola, si scopre che nella storia tutti gli individui, da quando esiste Adamo ed Eva, sono prodotti da uno Stato. Vuol dire Adamo ed Eva, anche da, potrei dimostrarvelo. Stato. A questo punto bisogna vedere la pentola. Io sono l'unico in Italia e nel mondo che dico un momento, prima di parlare del minestrone, cioè dei personaggi, delle battaglie, delle cose che ci sono dentro, prima del minestrone che è dentro, parliamo della pentola, perché se non c'è la pentola non c'è il minestrone. Quindi, se voi andate a vedere, tranne il sottoscritto, nessun mio collega va a vedere la pentola. La pentola cos'è? Lo Stato cos'è? È molto semplice. Deve esserci un territorio, anche non tutto insieme. Per esempio ci sono stati fatti da isole, un territorio che è solo di quello Stato. Dentro questo territorio c'è un popolo e questo popolo ha il vincolo giuridico, cioè obbedisce alle sue leggi, che non sono le leggi dello Stato vicino, né di quello lontano. Le leggi italiane non sono le francesi, non sono le tedesche. Siete chiari? Quindi popolo, territorio e vincolo giuridico, cioè tutte le leggi che ci tiene insieme, cioè servono a lui, a noi, le leggi italiane. Se cambiate, andate in Germania, sono leggi tedesche. Ognuno Stato ha le proprie leggi. Fin qui siamo chiari? Sì o no? Sì. Allora, adesso è la domanda che ci porta a noi. Se noi siamo prodotti da uno Stato, la nostra pentola, quando è nato, dove è nato e qual è la storia dello Stato di cui noi siamo il prodotto? Ma noi non sono estranei, noi italiani. Cioè, quando è nata la pentola nostra, dove siamo nati, ma non di adesso, quella dei nostri padri, nonni, bisnonni, trisnonni, quadrisnonni, quando è nata, dove è nato e qual è la storia? Bene, se voi chiedete al capo massimo dello Stato, cioè il Presidente oggi della Repubblica, prima c'era il Re, c'è il Presidente Mattarella, dite a Mattarella, tu sei il capo, il rappresentante dello Stato. Sì, bene, quando è nato, dove è nato e qual è la storia dello Stato di cui tu sei il capo? Non lo sa. Non lo sa. È incredibile. È vero? È così. Pensate che io lo dico per sicurezza, perché?
forse lo sapete, ve l'avranno detto. Io sono stato consigliere culturale di un Presidente della Repubblica. Sono stato 7 anni al Quirinale, ogni venerdì e sabato e domenica me ne andavo da Francesco a fare il servizio. Io gli dicevo quello che vuole, poi lui sceglieva quello che voleva. Beh, una volta gli ho detto: Francesco, tu sei il capo di Stato, no? Sì, sei il massimo rappresentante. Poi parlavamo anche in sardo, dimmi quando è nato lo Stato di cui tu sei rappresentante. Ma Castiano mi ha detto: non lo so, non lo so tu in Sassarese, non lo sa. Perché? Come fa il capo dello Stato a non sapere quando è nato, dove è nato e qual è la storia dello suo Stato? Perché quando lo Stato ha cambiato il nome dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia, gli italiani, vergognandosi di nascere dalla Sardegna, hanno cancellato nell'immaginario collettivo e a scuola e nei giornali e alla televisione tutto ciò che è sardo, è diventato tutto italiano, anzi prima piemontese, poi tutto italiano. È un imbroglio al nostro danno immenso, perché noi siamo i genitori, cioè noi sardi, cioè mio nonno, bisnonno, cisnonno. Senza noi loro non c'erano. Guardate che è una cosa importante, poi vi dico perché ne facciamo una cosa politica. Cioè non c'è, noi siamo i progenitori, i genitori di tutta l'Italia. Voi dite: ma perché si chiama Italia? Perché c'è un imbroglio anche lì. Perché quando era il Regno di Sardegna, i continentali dicono che erano piemontesi, questo non riuscivo. Quando diventa Regno d'Italia tutti diventano italiani, anche noi sardi che italiani non siamo. Cioè la storia viene manipolata per convenienza, non è più una storia di scienza. Scienza vuol dire che 2 più 2 fa 4, ma fa 4 per me, per il cinese, per l'africano. In Italia no. In Italia 2 più 2 fa a volte 5, a volte 3, secondo la convenienza. Noi viviamo in una nazione, anche lì c'è un discorso, di convenienza. Se ci conviene, bene, se non ci conviene, non lo si dice. A me non mi interessa nulla, certo, vogliamo essere italiani, diciamo che siamo italiani, però non è vero, non è così. Non è così. Siamo ancora oggi scientificamente, quelli che vengono chiamati italiani sono tutti sardi, lo sapete? Non si dice. A me interessa portare avanti questo, ecco perché la pentola che tiro su io è lo Stato. Poi come si chiama non mi interessa, che si chiami Regno d'Italia, Regno di Sardegna o Repubblica Italiana non mi interessa. Quello è come è costituito. È come se uno di voi cambia il nome, è un delinquente, uno va e si cambia il nome. Beh, se è delinquente rimane delinquente, può cambiare il nome. Il cambio del nome non porta a niente, ma nemmeno il cambio del fisico. Se una donna scusate un paragone un po' violento, può diventare un uomo, non è che fisicamente cambia, cioè istituzionalmente cambia, è sempre l'individuo quella. Cioè se ammazzate quella, anche se ha cambiato sesso, sempre lei è. Quindi un conto è la costituzione, cioè come uno è fatto. Adesso prima eravamo Regno di Sardegna, poi Regno d'Italia, poi Repubblica Italiana. Sono solo nomi, ma lo Stato, popolo, territorio, vincolo giuridico è sempre lo stesso. Possiamo ritornare anche a monarchia di Pippo, non ha importanza. E voi dite: ma perché Casola si affanna tanto a dire questo? È un conto essere l'ultima regione d'Italia, come ci considerano. È un conto dire: noi siamo i vostri genitori. Voi, dico al continentale, al peninsulare,
al governo centrale, tu mi devi trattare da genitore, non mi devi trattare a pezza d'appoggio, di fare di tutto di me, cioè mettermi le paleoliche quando volete, le cattedrali nel deserto quando volete, le servitù militari quando volete. Io ti ho fatto e tu mi devi rispettare. Quindi il mio problema, prima di morire, tanto si muore tutti, è trasferire questa mia idea nella gente. Oggi a voi, ma il mio sogno sarebbe di entrare nella scuola e insegnare ai bambini, che sono i saldi del domani, che non devono imparare la storia o le vicissitudini della penisola, ma quelle dello Stato, di cui noi siamo i progenitori. È chiaro questo? Quindi si rivolta il calzino. Io non lo so, ripeto, io sono uno storico e non sono né di destra né di sinistra. Tanto voi non sono andato a votare, ma non perché per cattiveria, proprio perché sono asettico, non mi interessa destra o sinistra, a me mi interessano le idee e soprattutto cambiare la testa ai miei conterranei, cioè farli da passivi in attivi. Vorrei entrare nella scuola. Non lo so se ci riuscirò prima di morire. Questo è il mio sogno. Ci ho detto, passo adesso il microfono a Simone. E io in realtà, per chi non avesse capito, siamo entrati nell'argomento e ha risposto alla domanda: ma questo regno di Sardegna che diventa poi d'Italia parte da quando? Se parte. Prima, intanto anch'io ringrazio innanzitutto Simona per queste bellissime iniziative, no? Che è la comunità che ci accoglie. Io lo ritengo, ovviamente sono meno anziano, meno vecchio del professore, e lo ritengo un dovere. Non si dice più. Sono passato, sono pagato dallo Stato tornando alla pentola, e ritengo giusto che dobbiamo rendere conto del nostro lavoro alle comunità, a chi con le tasse ci permette di fare il nostro bel mestiere. Detto questo, vorrei prima fare una chiosa che conferma al contrario ciò che ha detto il professore. Anche facendo una ricerca d'archivio, e noi passiamo tanto tempo in archivio, giusto professore, lei ne ha passato tantissimo, a volte ci si imbatte in documenti anche casualmente, ma questi documenti possiamo trascriverli e quelli sono, ma li comprendiamo solo all'interno del contenitore. Se non conosciamo il contenitore istituzionale, statuale, che ha generato quei documenti, non li comprendiamo e non ci servono, se non per diletto, per erudizione, per sapere che cosa è avvenuto in un paese, un personaggio, eccetera. Per cui, anche presa al contrario, pescando casualmente, qualsiasi cosa peschiamo fa parte di una pentola, di un contenitore, di uno Stato. È stato prodotto perché c'erano delle leggi, c'erano delle contingenze, c'erano delle vicissitudini. La domanda. Adesso, fatemi domande, o voi o loro? Dialoghiamo un pochino, così diamo degli... A me piacerebbe sentire voi. La prima domanda l'ha fatta Simona. Quando nasce? Quando nasce? Allora, attenzione, se voi vedete il mio libro, anche questo, che regalo alla biblioteca di Meana, voi vedrete che non parlo
parlo mai di storia della Sardegna. Quella è quella che io sapevo anch'io quando ero giovane, che avevo imparato a scuola. C'era la storia d'Italia, la storia della Sardegna. Ma siccome io parlo di contenitori, guardo i contenitori dentro la Sardegna. Quindi non è che ce ne sia, noi siamo un piccolo continente dove per una ragione o per l'altra abbiamo dei contenitori dentro. Per esempio, Eleonora d'Arbolea è dentro un contenitore che si chiama Regno di Arbolea, non in quello vicino che era il Regno di Torres, nemmeno il Regno di Calari. È il prodotto di uno stato chiamato Regno di Arbolea. Capite? Che poi questi regni dentro la Sardegna si combattevano. Un sardo che non era del Regno di Arbolea, ad Arbolea, lo so perché da geografista carporense, si diceva sardus de foras, cioè sardo di fuori, non di fuori dell'isola, di fuori dello Stato. Lo Stato si chiama Sulogu, tanto carta de lugu, che vuol dire la carta si intende il codice delle leggi, carta de lugu, il codice del Sulogu. Sulogu era lo Stato. Quindi sul logo di Carporea, sul logo di Torre, sul logo di Gallura. Quando arriviamo all'epoca di Dante Alighieri, era un po' già morendo così, era già in esilio, perché anche Dante Alighieri non è italiano. Dante Alighieri è il prodotto di uno stato che si chiamava allora Repubblica di Firenze, che poi si chiamerà Granducato di Toscana, cambia il nome ma sempre lo stesso. Quindi Dante è italiano di territorio, non di Stato, non è che dello Stato italiano, è del territorio, così come Cristoforo Colombo è il frutto di uno Stato che si chiama Repubblica di Ligure. Quindi certo che a me conviene dire sì che Colombo è italiano. Io sono stato abitato negli Stati Uniti e c'era il Columbus Day, l'italiano, ma non è staici. Tornando a bomba, la domanda di Giovanni. Quando è nato e come è nato lo Stato attuale, cioè il recipiente di cui noi oggi ne abbiamo la carta d'identità, abbiamo il codice fiscale, abbiamo la tessera sanitaria, abbiamo i documenti identitari, tant'è vero che se andate all'estero fate vedere i documenti identitari dello Stato italiano. Se andate, quando io vado in Inghilterra dove c'ho una figlia da 20 anni con una bella nipotina e mio genero, mostro i documenti dello Stato italiano, sono un prodotto. Allora questo Stato, secondo la domanda, quando è nato? È nato quando Dante era già morto da 3 anni. Dante muore nel 1321. Lo Stato è nato nel 1324, il 19 giugno, i documenti che dice Giovanni ci sono i documenti, dice male, cioè di mattina. Quindi sappiamo esattamente quando è nato. Ma lo sapete adesso voi, lo sa Marco Mattarella, che è nato il 19 giugno di martedì, male di mattina, in un colle di Bonaria a Cagliari. Se andate a dire a un piemontese diventa pazzo di rabbia. Quando mai? Eppure è così. Scientificamente è così. E perché è nato lì? Non l'abbiamo fatto noi sardi, no? Noi poi ci siamo abitati, abbiamo costituito il corpo dentro, il popolo, ma come costruzione del recipiente non è così. Come è avvenuto il fatto? Allora bisogna andare con la mente, voi non ce l'avete ma io ce l'ho. Noi stavo facendo nel frattempo vedere le cose, le slide a mano, così si legge. Allora, Questa è ricordo dove è nato lo Stato.
succedeva questo: la Spagna ancora oggi è divisa in due, è divisa in più di due, però due grosse. Ci sono gli spagnoli e i catalani, sapete? Guardate che parlano due lingue diverse, eh? Il catalano odia lo spagnolo, che si chiama il castigliano, e il castigliano odia il catalano. Tant'è vero che i catalani cercano di liberarsi. Puigdemont, che è in esilio, vuole la separazione dal resto della Spagna. I catalani, lo diciamo i catalani, in realtà erano un insieme di popoli. C'era l'aragonese con Saragozza capitale, c'era la Catalogna, o c'è ancora oggi, con Barcellona capitale, c'è Valenza con Valencia, la città di Valenza, e poi verranno le Baleari, eccetera. I catalani ancora oggi, ecco perché i castigliani non vogliono mollare i catalani, sono i più intraprendenti, cioè tutte le fabbriche, tutte le industrie, tutto il commercio migliore di oggi della Spagna è catalano, o meglio catalano, aragonese, valenzano, di questi tre gruppi. Ancora oggi, al tempo di Dante ancora vivo, non era ancora morto, questi catalani avevano pensato di raggiungere quello che oggi è Israele, Beirut, oggi è la capitale di Israele, no? Beirut, San Giovanni d'Acri, Gerusalemme. E perché volevano andare lì? Perché dalla Cina e anche dal Giappone, dalla Cina, che si chiamava il Katai, dal Katai arrivavano ogni anno le spezie, le sete, i gioielli più belli. Venivano con carovaniere, tutto con cammelli, muli, abbastivano tutta l'Asia e arrivavano fino o a Beirut o a San Giovanni d'Acri o a Gerusalemme per venderli in Europa. Allora, è chiaro che i commercianti cercavano di arrivare prima possibile nei mercati del vicino Oriente per comprare da questi che venivano dalla Cina i prodotti, che li rivendevano. Le spezie non servivano come adesso per fare da mangiare, ma per fare la farmacia, la farmacopea. Quindi costavano un sacco di soldi. Allora, a quel tempo di Dante c'erano le cosiddette repubbliche marinari, cioè stati nella penisola italiana, marinari, cioè c'era la Repubblica di Genova, la Repubblica di Pisa, la Repubblica di Amalfi e la Repubblica di Venezia, i quali anche loro avevano interesse di arrivare nel vicino Oriente a comprare prima possibile, perché il primo che comprava diventava ricco. E i catalani poverini che erano indietro, quando arrivavano nel vicino Oriente, era troppo tardi. Siccome fessi non sono manco adesso, cosa hanno pensato? Momento, ai tempi di Dante com'è che si navigava? Si navigava a cabotaggio. Mamma mia, io siamo qua estasiati. Cabotaggio cosa vuol dire? Che le navi navigavano sempre vicino alla riva, cioè vedevano sempre la costa, perché se c'era un temporale, se veniva la notte, si infilavano in un porto naturale e passava la notte o il temporale. I catalani, invece di fare tutto il cabotaggio era lungo perché costa, pensate, Genova doveva fare tutta la Toscana, tutta la Campania, la Sicilia, poi tardavano. I catalani furbi cosa fanno? Inventano una rotta d'altura, cioè rischiano. Dice, perché non andiamo dritti, senza fare tutte le coste dritti? Per fare i dritti ci volevano delle tappe per fermarsi.
Quindi Barcellona, partivano le navi 2 volte l'anno, partivano da Barcellona, Palma di Maiorca, ce l'avete in testa? Prima tappa, si fermavano. Seconda tappa, Sardegna. Da Palma di Maiorca, dritti, si va a Sardegna. Da Sardegna, Sicilia. Sicilia, Grecia. Grecia, Cipro, Beirut. Quindi si chiama Ruta de las Islas, cioè la rotta delle isole. Dimezzavano a metà i tempi di percorrenza e arrivavano primi. Però c'era una questione: dovevano conquistare un pezzo di Sardegna, se no la Sardegna era fatta allora, al tempo di Dante, attenzione, quindi siamo nel 1300 all'inizio, era fatta dal regno di Arborea e da tutti i territori pisani, cioè il Cagliaritano, la Gallura e il Sassarese erano pisani. Ve lo faccio in breve, non è proprio così. Quindi dovevano fare qualche cosa per entrare in Sardegna. Pisa in quel tempo era in decadenza, aveva fatto una guerra contro Genova e aveva perso, non contro Genova città, contro la Repubblica di Genova. La Repubblica di Pisa aveva perso. Ricordate, non so se ricordate a scuola, il conte Ugolino, che poi muore anche lui nella torre della fame. Quindi Pisa era molto debole, aveva dei territori, aveva la Gallura e il Cagliaritano suoi come territori coloniali. Arrivano i pisani, aiutati dagli Arborea, cretini, perché noi sardi siamo sempre cretini, aiutiamo sempre chi viene da fuori, aiutato e conquistano il Cagliaritano e la Gallura. C'è una lotta, c'è una guerra, lutto cisterna, ve la faccio in breve. E da quel momento il Cagliaritano, la Gallura e i Sassaresi diventano catalano-aragonesi. Però non ne fanno una colonia come era con Pisa, ne fanno uno Stato. Perché? Perché quella che si chiama Corona d'Aragona era un insieme di stati, cioè c'era il Principato di Catalogna, che si chiamasse Principato non ha importanza, uno Stato. Poi c'era il Regno di Aragona, il Regno di Valenza, il Regno delle Baleari, poi c'era altri territori piccoli, non ve li dico. Era una specie di collana come c'hanno le donne, ogni chicco era uno Stato. Il filo che legava la collana era l'unico sovrano, che non era un re, era un sovrano. Sovrano vuol dire che sopra non c'aveva nessuno sopra di sé, ma il sovrano a Barcellona era principe, a Valenza era re, ad Aragona era re. Anche in Sardegna, quando conquistano la Sardegna, ne fanno un regno, cioè uno Stato regno, con un re, che non è un re straniero, era il re di Sardegna. Cioè quando operava, anche se fisicamente abitava a Barcellona, operava come re sardo. Quindi da questo momento la metà della Sardegna diventa il Regno di Sardegna. Quando? 19 giugno 1324, Male a Bonagna. State attenti che fra qualche mese siamo al 700° anno della Costituzione dello Stato che oggi si chiama Repubblica Italiana. Io ci provo a fare la festa, non credo che mi daranno retta, ma così è costituito lo Stato. Voi siete noi sardi, questo è un problema. Certo, lo Stato è formato anche da un popolo, il popolo è indigeno, sardo, dentro il Regno di Sardegna. A comandare sono i catalani veramente, anche adesso c'è Salvini, fino a ieri, scusate, fino a ieri comandava Salvini, non ditemi di no, e adesso non so Conte, se avete seguito, se non siete tonti, non so, io spero che la Tode sia indipendente, non riuscì.
Noi quando arriva il Continentale, pensate che io sono stato amico di Mario Melis, ve lo ricordate Mario? Che era il capo dei salvisti ed era allora presidente della regione, e mi diceva, era amico, lui è più grande di me, l'ho portato in Spagna, l'ho portato un po' dappertutto, mi diceva: Casula, siamo un popolo di camerieri, e lo diceva Melis, pronti a servire chi viene da fuori. Tra di noi ci spariamo. Se arriva il Continentale, poi taglisto la Suez italiano. Questo per dire. Quindi, come vedete, la storia diventa politica. Quindi abbiamo scoperto come è nato lo Stato, che ha cambiato nel corso del tempo, 700 anni, ha cambiato 3 volte il nome. Una volta si chiama Regno di Sardegna, poi ha cambiato il nome, e se andate a vedere i documenti che dice Giovanni, guardate che il cambio del nome è un imbroglio, perché il Parlamento non l'ha fatto. Non c'è un Parlamento che dice: beh, lo Stato lo chiamiamo Regno d'Italia. Il Parlamento è formato dalla Camera dei Deputati e da quella del Senato, giallo. Vittorio Emanuele II, quello del Risorgimento, è secondo di Sardegna. Non ha mai voluto chiamarsi Vittorio Emanuele I d'Italia, mai. Vittorio Emanuele III, che è l'ultimo Sciaboletta, che è l'ultimo re prima di Umberto, è Vittorio Emanuele III di Sardegna. Perché non dobbiamo sfruttarla questa cosa noi politicamente e dire al governo: oh governo, guarda che siamo noi che abbiamo fatto te, siamo noi i tuoi genitori, ci devi restituire quello che chiederei io, non vi dico che cosa chiedo. Quindi, come vedete, la storia, se usata bene, se prendete dal fondo del passato la statualità, le cose cambierebbero. Ma valla a dire ai nostri politici regionali. Io ci ho provato a dire ai regionali fin dai tempi antichi, perché io, ricordatevi che sto lottando questa roba dal 1948. Non mi hanno mai dato retta, nessuno, di questa cosa. È come se fosse una cosa passata. Oh, non me ne frega. Ricordatevi, ci sono 3 maniere per vincere: o fare una rivoluzione, e non vi ho usato che faccia la rivoluzione, o cambiare le carte politiche a scuola e insegnare a tutti che siamo noi la prima regione d'Italia e non l'ultima, e che vogliamo i trasporti sardi, le ferrovie sarde, il territorio sardo. Io sono su questo, non c'ho dubbi. Tranne l'esercito, che non me ne faccio niente di un esercito sardo o una moneta sarda, tutto il resto lo voglio. Io sono sardista fino alla punta dei capelli. Questo. Oppure fare come facciamo: non fate nulla, ce ne freghiamo. Ragazzi, se continuano a fregarcene, fra 100 anni saremo nello stesso punti. Quindi cerchiamo di cambiare, o una rivoluzione, che non è possibile. Perché non è possibile? Perché noi sardi non siamo rivoluzionari, al massimo buttiamo il latte in terra. Se la rivoluzione sarda, se vuoi sul latte, quella è la rivoluzione sarda, l'altro non si fa. Pensate, non abbiamo mai fatto niente di rivoluzionario, mai. Pensate voi che nel 1793, nell'89 c'è la rivoluzione francese, che dura 4 anni, fino al 93. Nella rivoluzione francese, che cavolo non sono mica sardi, quelli ammazzavano, nel 93 non erano ancora tagliato la testa né a Maria Antonietta né al marito, re, che già pensavano di fare una rivoluzione in tutta l'Europa. E per la prima volta dove sono venuti a portare la rivoluzione, cioè fraternità, uguaglianza e uguaglianza, in Sardegna.
Noi furbi li avevamo mandati via a calci in culo e diciamo Saldiezza della Sardegna. Ma non ti vergogni? È la vergogna della Sardegna, perché se avessimo fatto entrare i francesi saremmo una repubblica nostra, tutta sarda, con cose nostre, tutte nostre. Arrivano questi a portare libertà, uguaglianza e fraternità, li mandi via a calci, scusate il termine, e diciamo tutti contenti, ah, bella rivoluzione abbiamo fatto. Io avevo promesso che era rivoluzionario. È così. Un sardista vero. Meditate delle domande, nel frattempo ne faccio io una, se posso, a Giovanni invece. È vero che siamo dei miti e poco rivoluzionari? Beh, è verissimo, basti l'esempio citato prima, basta l'altro esempio sempre ricordato dal professore, l'inno che citiamo sempre, procura da moderare, baronessa di Rannia. Mentre in Francia tagliavano le teste, noi chiedevamo ai baroni e ai feudatari, insomma, limitatevi, non fate molto i cattivi, eccetera. Traducete, procurate, moderare, procurate o baroni, cioè i nobili, di moderare la tirannia, che in parole sono tutti grandi. Mettetemela in quel posto ma non fatemi male. Questa è la traduzione. Pescando documenti dagli archivi nel calderone, nella pentola dello Stato sardo, che adesso si chiama Repubblica Italiana, esempi di questa tendenza a non ribellarsi e a non sfruttare le occasioni, ce ne sono tantissimi. Mi è capitato, l'ho raccontato anche in altre sedi, nelle puntate che Simona teneva in altri contesti. Ad esempio nel 1560-58-60 Filippo I di Sardegna, Filippo II di Castiglia, cioè Filippo I di Sardegna, convoca un Parlamento per la difesa del regno, per costruire le torri che poi sono state costruite nei decenni successivi, e oltre al donativo, cioè le tasse che quel Parlamento decideva da spendere nel regno di Sardegna, stanzia 20.000 ducati d'oro, che erano tanti allora, soldi veri, il costo di una Bibbia poliglotta, eccetera, per aggiungerli a quello stanziamento e per costruire la difesa del regno. Nel Parlamento del Regno i rappresentanti dei ceti fanno di tutto per tirarla per le lunghe, che il re a un certo punto li spende per altre emergenze. Per cui voglio dire, non sappiamo neanche a volte sfruttare le occasioni. Sì, vero. E a proposito della Catalogna e della Castiglia attuali, i catalani la sanno sfruttare, perché attualmente hanno fatto pesare il ruolo decisivo dei deputati catalani indipendentisti per formare il nuovo governo spagnolo. Noi invece quanti partiti indipendentisti abbiamo? Tutti da 0,1 a 0,2. Almeno così loro portano, sarà una voce, sarà un deputato, sarà un ministro, lo portano all'interno e fanno pesare il loro ruolo. Noi invece andiamo divisi, per cui ecco quello che diceva il professore, noi non abbiamo mai avuto rivoluzioni, tranne una, quella del 69-70, che è una rivoluzione del calcio italiano, quando abbiamo vinto lo scudetto, però Gigi Riva, però non c'era un sardo in quella.
Fatti domande, ragazzi. Allora, apriamo, io La limito discussione. le mie e voi fate le domande. Posso fare io? Certo, Domande certo. per rompere. Ti chiedo di venire, do a tutti del tu, sappiamo. Sì, chiaro. Vieni, Per ti do il microfono così. Vabbè, ma forse ci sento. È una mia... Io fino ad oggi, ero orgoglioso di appartenere al regno di Arborea. Ho capito male, ma è il regno di Arborea quando ha battagliato che ci ha tradito. Questo era il mio cruccio. Pensate, ripeto, io sono uno storico, obiettivo, anche se i miei genitori, io sono nato fuori, sono arborensi perché de Gravas e Scravalissu, fonti accanto a te Ristansi, o meglio, Oristano è vicino a Gravas. Da seminario. Allora, è l'unica volta che in tutto l'arco storico dell'isola, che inizia a 6.000 anni a.C., l'unica volta che i sardi hanno tentato una nazione sarda intera, e l'ha tentato l'Arborea. Cioè l'Arborea ha provato una specie di risorgimento sardo al tempo del papà di Eleonora, Mariano. Non vi dico perché, so tutto. Insomma, io ho scritto 2 volumi, ve li leggete, sono qua, questi sono 2, ve li leggete. Al tempo di Eleonora. Cosa è successo? Ecco, a un certo punto stava quasi vincendo l'Arborea. Pensate che aveva conquistato quasi tutta la Sardegna tranne Cagliari e Alghero. Ce l'aveva già fatta. Se non che il figlio di Eleonora d'Arborea, che era un deficiente, muore, poi non fa nulla. E i sardi, ecco qua, chiamano come re di Arborea, poi c'è un'altra questione, come re di Arborea un continentale, un francese, il Visconte di Narbona. Il Visconte di Narbona, che era, scusate, io sono volgare, però era un coglione. Anche come, non lui personalmente, come razza, perché già il nonno faceva fesserie. Viene e fa la battaglia di San Luri comportandosi in maniera schifosa, perché i catalani aragonesi del Regno di Sardegna contro il Regno di Arborea erano inferiori, ma erano organizzati. I sardi di questo qua andavano all'assalto urlando e vengono sconfitti. Sconfitto cosa fa? Vende l'Arborea al re di Sardegna. Da quel momento, 1420, l'Arborea non c'è più. Quindi in tutta la storia sarda, l'unica volta che c'è stato un tentativo di fare sarda la Sardegna, anche lì i sardi, noi purtroppo abbiamo fallito, e quindi è nato il Regno di Sardegna. Io ripeto, il Regno di Sardegna l'hanno fatto i catalani aragonesi, ma io lo uso politicamente e dico: state attenti, se continuiamo a vantare le nostre cose che non hanno effetto fuori, non conta niente. Io vedo che i miei colleghi archeologi e quelli pseudo-archeologi o dilettanti archeologi tirano fuori i nuraghi. E noi abbiamo nuraghi, e noi sulla Neosalumba, e noi abbiamo il Ballo Sardo, tant'è vero che adesso prendete Sardegna 1, bim, bom, 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 bom. Al toscano, al veneziano, al calabrese, al siciliano, non gliene frega niente delle cose nostre. È inutile che noi battiamo, ma noi siamo belli, abbiamo il Ballo Sardo, abbiamo le Nuraghi, abbiamo le Tonus de Giannis, non gliene frega niente. Ve lo dico, io sono nato in continente fino a 14 anni, io sono nato in continente e so come la pensano.
non ci vedono. Un conto se io giro la frittata, dico, momento, cominciando dalla scuola. No, a partire dal 1324 io ti ho fatto, sono i tuoi genitori. Allora sì che anche il toscano deve guardarmi, perché se non mi guarda è lui in difetto, non io. Quindi attenzione, non vantiamo tanto le cose che non fruttano. Politicamente frutta solamente una cosa, la statualità. Se noi riusciamo ad entrare nel contesto italiano con la statualità, rivoluzioniamo tutto. Perché? Perché sono loro che devono studiare noi e non noi loro. Cosa c'entra Romolo e Remo, Giulio Cesare con lo Stato italiano? Cosa c'entra? È un territorio che oggi è parte dello Stato, ma non c'entra niente con lo Stato italiano. Cosa c'entrano le repubbliche marinare, Federico Barbarossa, i papi? Cosa c'entra? Perché a scuola io devo studiare la battaglia, non so, di Campaldino, la battaglia di Legnano con la spada, sì, Alberto da Giussano con la spada alzata? Cosa c'entra? Cioè loro, i continentali, quando si sono chiamati Regno d'Italia, hanno preso la storia della penisola e l'hanno fatta una storia dello Stato, come se il pregresso non sia più quello sardo ma quello peninsulare. È un imbroglio spaventoso. È così, Quindi quello che io cerco di farvi capire, smettiamola di fare i coloniali, i colonialisti, cioè gli autocolonialisti, e prendiamoci il coraggio di quello che siamo. Siamo la matrice dello Stato italiano. Guardate che state parlando con uno storico mio che conosce tutta la documentazione di Giovanni e sono andato a vedere i parlamenti. Non c'è niente che non dica quello che dico io, ma il continentale non lo vede. Io vi faccio vedere una cartina dove fino al 17 marzo 1861 in tutta l'Italia c'è scritto Regno di Sardegna, e non l'ho fatta io, l'ha fatta la Vallardi a quei tempi. Tutta l'Italia, mi dispiace che non c'è e non l'abbiamo portata perché io ce l'ho la cartina. Allora, se tutta l'Italia è il Regno di Sardegna, gli abitanti come si chiamano? Sardi. Perché quando il 17 marzo cambiano il nome allo Stato in Regno d'Italia, tutti diventano italiani, anche noi sardi. Cioè, quando si chiama Regno d'Italia siamo italiani, quando si chiama Regno di Sardegna siamo piemontesi. Commenti adesso? Commenti adesso? Cioè, a noi ci fregano perché siamo, come si dice, io ripeto, sono nato a Livorno e c'ho ancora il livornese addosso. Siamo bischeri. In Toscana si dice siamo bischeri, siamo stupidi. Ci facciamo mettere i piedi in testa quando ci dovrebbero lavare, baciare i piedi, che senza di noi loro non c'erano. Capito dov'è il problema? Allora, il discorso che vi ho fatto della storia, se si prende il recipiente e non il minestrone che c'è dentro, ma poi il minestrone, ma prima di tutto il recipiente. Ancora oggi il recipiente italiano. Vi dico una cosa e poi basta, mi sto staccando. Io sono andato a vedere quando è che hanno cambiato il nome. Se voi vedete la storia d'Italia fatta dai continentali, dal peninsulare, dice che hanno cambiato il nome la domenica 17 marzo 1861. Dicono che è nato lo Stato. Dicono che lo Stato è nato. Addirittura, quelli sono cretini. E il nome. Io sono andato a vedere i parlamenti, non di Sionata. Cioè io ho tutti gli atti parlamentari, me l'ha dato Giovanni nel computer,
L'unica cosa che hanno fatto un giorno è che Vittorio Emanuele II di Sardegna, dopo essere anche re di Gerusalemme e di Cipro, cioè di nulla, cioè ha un titolo, il titolo c'è, allora, re Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, da questo momento si chiama anche Regno d'Italia. Ma non è che l'Italia diventa un regno, cioè non è che siccome un re diventa re di, quel di diventa lo Stato nuovo, no? Casomai è il contrario, se lo Stato si chiama regno, chi lo regge è un re, ma non è se un re, anche il territorio diventa regno, no? Perché regno d'Italia, il re d'Italia è anche questo ragazzino, come si chiama? Filippo VI. No, ragazzino, Filippo Filiberto. Se voi chiedete Filippo Filiberto è ancora re d'Italia. Emanuele di Plessis è re d'Italia, cioè il titolo è una cosa, lo Stato è un altro. Mi capite? Allora mi dite, ma e allora quando è che si chiama Regno d'Italia? Io sono andato a guardarlo, ma i continentali lo vanno a vedere. Perché la gazzetta ufficiale del lunedì, del giorno dopo che il Parlamento aveva dichiarato Vittorio Emanuele II di Sardegna anche re d'Italia, nell'intestazione grande, nella gazzetta ufficiale, la gazzetta ufficiale è quella che riporta le leggi, nell'intestazione un tipografo torinese ha scritto Regno d'Italia. Quindi siamo Regno d'Italia perché un tipografo ha cambiato il titolo alla Gazzetta Sarda, Regno d'Italia. Da quel momento cosa fa per Praciocco Pulisci, il continentale? Allora Italia. Allora tutta la storia della penisola italiana è Italia. E l'hanno portata dentro. E Santi Brigao. Era saldo. Guardate bene, e chiudo perché mi sto stancando. Anche lì, anche Repubblica Italiana non è staice. Io ho visto nella biblioteca di Cossiga, al Quirinale, perché il Quirinale Cossiga aveva una sua biblioteca. Ricordate che Cossiga era professore di diritto costituzionale, cioè proprio la sua materia, a Sassari. Era pieno di libri di diritto costituzionale che io mi sono letto in francese, in inglese e in spagnolo, oltre che italiano. Che dicono tutti, io ho imparato da loro questa roba, non è che l'ho inventata. Bene, c'erano nella biblioteca 6 volumi di Andreotti, i quali parla del cambio del nome dal Regno d'Italia a Repubblica Italiana. Ripeto, io sono anche repubblicano, non è che dico contro la Repubblica, però noi italiani non siamo molto puliti, perché se andate a vedere il 2 giugno del 1946 le votazioni non sono state chiare, mancavano almeno 3 regioni, facciamo finta che non ci siano, e anche le regioni che hanno votato non è sicuro il risultato, perché la Corte Costituzionale era composta da 11 presidenti, 7 hanno votato a favore, ma gli altri contro, quindi qualcosa non andava. Quando Umberto II è andato via a Cascais, ha dato una lettera che io ho, una dichiarazione al popolo italiano dove parla di colpo di Stato. Lui se n'è andato per non fare una guerra civile, perché la metà degli italiani erano ancora monarchici, ma non parlo da monarchico, e la metà repubblicani. Sarebbe stata una guerra civile. E lui questa volta, intelligentemente, l'unico Savoia del cavolo che era intelligente, se n'è andato via a Cascais, se no c'era una guerra civile. Da quel momento il presidente in pectore, non il presidente, il premier, il capo del governo, era De Gasperi.
si è scocciato, ha preso la gazzetta ufficiale e per la prima volta ha scritto Repubblica Italiana. Quindi anche lì non c'è proprio una dichiarazione ufficiale. De Gasperi ha scritto Repubblica Italiana. E la prima legge della Repubblica Italiana è il cambio della bandiera. Alla bandiera le si toglie lo stemma Savoia e rimane verde, bianco e rosso. Signori, io ho finito, serve chiedete di parlare. Verde, bianco e rosso e l'albero deradicato. L'albero deradicato, anche se a volte viene usato impropriamente, era il simbolo parlante del regno di Arborea, uno dei 4, il più longevo, quello che prima si è alleato alla corona d'Aragona e poi l'ha combattuta, ed era il suo simbolo, e ne abbiamo testimonianza, e addirittura le fonti dicono una cosa chiarissima, che l'albero deradicato verde su fondo bianco era lo stemma dello Stato. La casa regnante, cioè la famiglia di Mariano, di Eleonora, eccetera, aveva un suo stemma che poi modificava a seconda delle contingenze storiche. Ma lo stemma, l'albero deradicato verde su campo bianco, era il simbolo del regno di Arborea. Ed era uno degli attributi dello Stato. Quando si studia quello Stato, lo Stato può avere vari tipi di costituzione e vari attributi, tra cui uno stemma. Per i cosiddetti giudicati, perché noi li conosciamo così e ci costringono anche a intitolare i nostri libri in questo modo, anche se non vogliamo, i regni giudicali. Adesso a proposito dirò una cosa. Voglio finire con una cosa che è di oggi. Ciascuno di questi stati, regni giudicali che impropriamente chiamiamo giudicati, aveva uno stemma. Quello di Calari non lo conosciamo, non ci è rimasta traccia. Quello di Gallura era il Gallo, ma non deriva da Fretum Gallicum, che era lo stretto che separava dalla Corsica, e quello di Torres è una torre, ma ce li abbiamo dai documenti che possono essere sigilli. Il sigillo di re Enzo, re di Torres, aveva lo stemma con una torre. Quello di Arborea lo dicono gli stessi documenti. E ugualmente quello di Gallura. Il professore era andato a pescare lo stemma nella casa pisana di Mariano II, se non sbaglio, cittadino pisano. Va bene. Io ho una domanda. No, voglio chiudere con una. Dai. No, non chiudiamo, una domanda. Perché state parlando di bandiere, di sigilli. Anch'io voglio raccontare un aneddoto, però. Certo. Bandiere e sigilli, mi mancano i 4 mori. Perché nel 1324 arrivano e battono moneta. È la prima volta che abbiamo e vediamo i 4 mori. Se per quello ho scritto un libro che non leggete. Voglio dire una cosa che è una cosa che è incredibile. Allora, io naturalmente ascolto la televisione come voi e ho ascoltato tutti i politici per le elezioni regionali. Tra questi qua ho ascoltato in modo particolare il primo discorso che ha fatto Alessandra Totte alla televisione nazionale, cioè dalla Gruber, 8:30. Non so se l'avete seguito, il primo, che mi è anche piaciuto, perché i mali della Sardegna li conosciamo tutti, spero che lei li risolva. Però ha detto una cosa che mi ha fatto inorridire e mi ha scritto una lettera. Non so se la ricordate. Ha detto: io sono una donna fiera,
come la giudicessa Eleonora d'Arborea. A me mi si sono rilassati. Pensate che 90 milioni di italiani, 60 milioni di italiani, ha sentito che Eleonora d'Arborea è una giudicessa. Cosa pensate che pensi il toscano, il veneziano, il lombardo? Pensa a una Boccassini. Il da Boccassini era una giudicessa. Uguale. E dirà, hai visto i sardi che sono delinquenti? Che anche nel Medioevo avevano la giudicessa o un giudice che li giudicava perché sono banditi, delinquenti, assassini, è vero pure, si può così. Perché? Perché noi sardi cretini, e questo è un libro cretino, non il contenuto, il libro. Dice giudicati e giudici e giudicesse. Ma non lo capite che il termine italiano ha un altro significato? Quando nei documenti che dice Giovanni c'è scritto iudex sive rex, cioè giudice ovvero sia re, quindi puoi chiamarlo o giudice o re. È tutto uguale, ma giudice in italiano vuol dire un'altra cosa. Allora perché non chiamarlo re? Io chiamo regni i regni giudicali, re e regine come Eleonora d'Arborea, che ho scritto un libro, eccolo qua, vita di una regina e non vita di una giudicessa, perché se scrivo un vita di una giudicessa ne faccio un giudice di tribunale, perché in italiano giudice e giudicessa riporta alla delinquenza. E allora dicono i sardi delinquenti anche nel Medioevo avevano giudici e giudicesse. Quindi ho preso e ho scritto alla Conte, non mi ha ancora risposto. Iniziano e finiscono i giudicati. Sì, se mi permette, giusto per chiudere, iniziano, non lo sappiamo quando, nono, X secolo, non sappiamo quando. Finiscono, sappiamo le date della fine dei giudicati, ma l'aneddoto è questo, l'uso politico sbagliato che se ne fa. Riguarda proprio il professor Casula, una bellissima lezione sulla statualità. Un ex consigliere regionale, ovviamente non facciamo i nomi, solleva la mano e dice però questi aragonesi ci hanno colonizzato e hanno distrutto i giudicati. Uso distorto della storia. Soprattutto i nostri consiglieri regionali e la classe dirigente dovrebbe sapere che nel 1324, quando nasce il Regno di Sardegna, 3 regni giudicali erano finiti. Il quarto era alleato e grazie al Regno di Arborea la Corona d'Aragona ha potuto conquistare una parte del territorio. Eleonora d'Arborea si firmava iuidissa, per cui o usiamo quel termine e spieghiamo, il termine sardo però, e spieghiamo cosa significa. Perché quando usa iuidissa e scrive a Pietro IV d'Aragona, cosa gli scrive? Gli scrive Serenissimo Principe, si firma iuidissa, gli dice ho preso possesso dei miei territori che per diritto dinastico mi spettavano. Se non è una dichiarazione di sovranità questa, che cos'è? E non gli chiede il permesso, a cavallo con i suoi uomini percorre la Sardegna e prende possesso dei territori che gli spettavano per diritto. Molti colleghi invece dicono che eravamo un feudo, ma se era un feudo non avrebbe scritto al re della Corona d'Aragona questa lettera, si sarebbe prostrata eccetera. Invece furbescamente lo chiama Serenissimo Principe, ma gli dice questi territori sono miei. Guarda che adesso sono dei termini che si usano perché c'erano i formulari, sono formulari. c'erano i formulari e si usavano questi, per cui
È chiarissimo Ma se ciò per che si vuole quello dire. non dimenticate che nel preambolo della Carta dell'ONU, Io ho tradotto, sono l'unico che ha tradotto la Carta dell'ONU. Perché? L'unico. Pensate che ha 700 anni la Carta dell'ONU. Sono l'unico. Perché? Quando sono venuto dal continente, avevo 14 anni, 15 anni qua, già in maggio. Mia nonna, poverina, che non capiva l'italiano, mi diceva: figlio mio bello, o mica stiamo sessato, lo siamo che lo ti compreso. E iniziando a imparare susato del nonna mia, devo che stiamo susato del nonna, che è susato del 800, non è susato dei noi, antico. Poco su devo comprendere questa carta dell'ONU. E sono riuscito quindi, ritorno all'italiano, a tradurla. Beh, se vedete il preambolo c'è scritto regno, nel preambolo, regno di Arborea, e sul regno nostro. Perché non devo usare una parola italiana che tutti capiscono? E devo usare una parola sarda che nessuno capisce se no noi sardi? Anche lì è una questione politica. Se vogliamo farci capire, ricordatevi che la scrittura è il pensiero e la parola, è la trasposizione fisica del nostro pensiero. Io penso una cosa, o parlo o scrivo. Quindi attenzione di che cosa dico o che cosa scrivo. Devo farmi capire. Se io al Continentale parlo di re sardi, lui lo capisce. Se parlo di giudici sardi, capisce quello che vuole lui. E negli stadi dicono che siamo banditi. Capito dov'è il problema? Quindi è politicamente sbagliato, non tanto il termine che non conta niente, è come si usa. Dobbiamo trasmettere sempre una cosa positiva. No, perché stiamo registrando, quindi ci serve la domanda. No, niente, volevo chiarire un dubbio che ho. Tutto sta discorso sulla Costituzione. In tutto questo discorso sulla Costituzione dello Stato sardo. Ma il regno sardo della Sardegna e della Corsica non fu costituito da un papa, se non ricordo male, Bonifacio VIII, per scambiarlo con qualche re francese? No, è solo, siccome è importante in tutto questo bailame. Sì. Posso fare una controdomanda? Posso fare una controdomanda? Sì, io le faccio una controdomanda velocissima. No, ma guardi che... No, è giusto. Poi il professore le spiegherà benissimo. Se lei guarda un architetto che le fa un progetto, Sì. può andarci subito ad abitare in quella casa o prima la deve costruire? No, ma il Papa infatti lo istituì solo per fini politici, perché voleva utilizzarlo per scambiarlo, era durante il periodo di Federico II, se non ricordo male. Ascolta, è una cosa, sì, lo so che mi ricordo, anche io una volta dicevo così. Lo Stato, vi ho detto, nasce nel 1324. Tutti gli Stati al mondo hanno il nome e cognome, Repubblica Francese, Stati Uniti d'America, nome e cognome, perché si deve essere conosciuti, no? Si può cambiare, sa, ma non cambia lo Stato, cambia il nome. Poi ha dei simboli, la bandiera, le divise militari, si chiamano i simboli dello Stato. Adesso però, lo Stato è una cosa, come dice Giovanni, reale, popolo, territorio e vincolo giuridico. Se Bonifacio VIII, 23 anni prima, aveva inventato il regno di Sardegna e Corsica, mica quello aveva inventato lo Stato. È come se uno dice, sai, se mi nasce un figlio lo chiamo Pippo, e se non nasce, e se nasce che invece di Pippo lo chiamo Giovanni, cosa vuol dire? Cosa ha fatto Bonifacio VIII? Niente, ha inventato un titolo. Bade bene, perché inventa i titoli? Perché a quel tempo, nel Medioevo, c'era la dottrina del Venus Imperator, cioè chi è che comandava nel mondo? Il mondo allora era solo l'Europa. Il Papa o l'Imperatore? La destra o la sinistra? I cattolici o i laici?
si era una lotta tra diciamo, la destra e la sinistra di oggi. Anche l'imperatore creò il Regno di Sardegna e lo diede a un figlio che si chiamava Enzo. Cioè Enzo va in Sardegna, sposa quella vecchiaccia che aveva 10 anni, 15 anni più di te, lui era un ragazzino, che si chiama Delasia di Torres, e diventi re di Sardegna. Anche lì l'ha inventato l'imperatore, ma mica diventa Regno di Sardegna, era un nome. Il re di Arborea, Barisone I, va e compra dai incontinente il titolo di re di Sardegna. Lo compra, siccome non aveva più soldi addirittura lo arrestano e lo tengono prigioniero per tempo. Anche lì un altro re di Sardegna. Quindi la questione che nasce Bonifacio VIII c'era già in giro da tanto di tempo, cioè tutti volevano essere re di Sardegna, ma la Sardegna non era un regno, era un nome che girava. Quindi Bonifacio VIII non fa niente. Il Regno di Sardegna nasce con le armi, come tutte le cose vengono conquistate con le armi. Cioè l'esercito catalano-aragonese sbarca a San Giovanni su Ergiù, fa una guerra di un anno quasi e ha rischiato anche di perdere, vince ai pisani e lo chiameranno Regno di Sardegna, meglio prima Regno di Sardegna e Corsica, anche lì è un nome, sono nomi. Quello che conta è la statualità, cioè il popolo che ha da quel momento una legge sua, che non è la legge del vicino, quel popolo è il popolo sardo, il territorio è la Cagliarità nella Gallura, quindi popolo, con le leggi, popolo, territorio e le sue leggi. Capito? Quindi quello di Bonifacio VIII è una cosa scema che i miei colleghi, anch'io ho imparato. Quando ho cominciato questo mestiere, il mio professore Boscolo mi insegnava, Bonifacio VIII ha fatto Regno di Sardegna. Poi ho capito che non era così. Io sono andato avanti, mi ha capito? Quindi non confondiamo i nomi e il desiderio di una parte del Verus Imperator, cioè il papato che per ragioni sue aveva inventato questo regno, e so anche le ragioni, ma si legge il libro e c'è scritto per le ragioni. Sono ragioni diplomatiche, non conta niente. Quello che conta è la statualità. Bene, altre domande? Se no, me lo mio. Andate